Pronti? 1, 2, 3. E così in qualche modo si parte. Zigzago P al comando nei confronti di Caspian Mou, la terza posizione per Zero Gravity. Poi ha girato molto bene Urian Horse, che figura in quarta posizione. Non si sa in quale maniera, ma è già lì, avanti a Costante Jet. Numero Poi 4, Zilat ancora Jet, squalificato. che ha girato svelto nonostante la penalizzazione anche dello starter, ed è già lì, terza pariglia esterna. Se ne vanno i primi 400 metri da parte di Zigzago P in 31,5. Si va sulla piegata di destra con Zigzag che guida nei confronti di Caspian Mou. Poi Zero Gravity allo scoperto Urian Horse con in scia Costante Jet, quindi Derieux, poi Zarbon, Eclair Magique. Mentre in corda alle spalle di Zero Gravity, che è terzo, si è sistemato Camelot R. Cammina all'avanguardia ora Zigzago P, che cerca di metterla un po' sul ritmo. 1-2-2 per i primi 800, ma con un 37 di secondo quarto più veloce del primo. Zigzag in vantaggio nei confronti di Caspian, di fuori Urian Horse accanto a Zero Gravity. Poi Costante Jet, passaggio a metà gara in 1.17.8, muove in terza corsia Derieux, che cerca di avanzare in terza ruota. Numero 7, aggira i Zitrunas, rivali e si porta accanto al secondo in corda, ovvero Caspian Mou. Zigzago P in vantaggio. Caspian Mou segue sempre secondo, avanti a Zero Gravity, avanza Derieux, poi Camelot R, quindi Azzurra Tab, poi Zarbon. La piegata girata in 14,7, accelera Zigzago P, che cerca di scappare da Caspian Mou e da Derieux. Poi sempre Zero Gravity e Camelot R, quindi Zarbon a 400 dalla conclusione, 2-1-6 per il miglio di gara. Zigzago P in vantaggio, Caspian Mou nella sua scia, di fuori sempre Derieux con in scia Zero Gravity, guadagna di dentro Camelot R, poi Zarbon all'ingresso della dirittura d'arrivo, è in vantaggio Zigzago P, che entra con 2 di margine nei confronti di Caspian Mou, che prova ad andare di dentro, poi Camelot R, quindi Derieux. Zigzago P in vantaggio nel finale. Zigzag OP in qualche maniera viene a vincere nei confronti di Caspian Mou. Al terzo posto Camelot R. Successo di Giuseppe Leanza, 1.16.3 ragguaglio cronometrico. Zigzago P in coast to coast, il training di Lamberto Barbieri. Giuseppe Leanza, che è anche proprietario. Breve incertezza qui, eccola qui a 50 metri dal traguardo. Successo di Zigzago P. Al secondo finisce lungo la corda Caspian Mou. Al terzo Camelot R in numeri 5-3-13, l'ordine d'arrivo probabile della prima.